Parla tifoso dell'Azzurra. Ecco il tuo canale di notizie che ti porta le ultime notizie sul club azzurro. Premi già il pulsante mi piace se ami il Napoli con il cuore. E la notizia di oggi riguarda Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, che si è guadagnato le lodi di un ex attaccante argentino. Controlliamo i dettagli. Roberto Carlos Sosa, detto il Pampa, che ha indossato per l'ultima volta la maglia numero 10 della nazionale napoletana, ha dichiarato durante il programma La Domenica Sportiva, su Rai 2, che Spalletti è stato il miglior allenatore che abbia mai avuto. Il Pampa ricordava addirittura quando giocava con gli Spalletti a Udine e diceva che sono riusciti a salvarsi dalla retrocessione grazie al mister, che ha la capacità di arrivare al cuore dei giocatori e trasmettere tutta la sua passione. Pampa ha sottolineato che Napoli è un luogo esigente, ma che l'atmosfera a Castel Volturno è molto confortevole e, interrogato sul futuro dell'allenatore, ha detto che Spalletti e il presidente del club sono due prime donne e che non è una questione di soldi, ma di altre certezze che De Laurentiis, patron del club, gli darà sicuramente. Questa è una notizia molto positiva per i tifosi del Napoli. Come allenatore Spalletti ha ricevuto elogi importanti e sembra essere in sintonia con la dirigenza del club, ma ora vogliamo sentire voi tifosi. Cosa ne pensate del lavoro svolto finora da Spalletti? Lascia le tue opinioni nei commenti e non dimenticare di mettere mi piace al video per aiutarci a portarti altre notizie come questa. E tu tifoso del Napoli? Cosa si aspetta dal futuro del club con Spalletti al timone? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto. Forza Napoli sempre!